Il disturbo da gioco d'azzardo non provoca solamente problematiche a livello economico, ma causa un peggioramento della salute, una riduzione del benessere emotivo e psicologico e il calo della performance a livello lavorativo o scolastico. Il quarto sintomo inserito nel DSM-5 fa riferimento all'assorbimento della persona rispetto al gioco. Questo sintomo si verifica quando tempo, denaro e coinvolgimento emotivo aumentano nel tempo, provocando una preoccupazione ricorrente nella persona. Il giocatore, quando non gioca, sperimenta pensieri ricorrenti o rivive le esperienze passate nel quale ha giocato. In particolare, queste possono essere relative a delle grosse perdite, a delle quasi vincite o alle pianificazioni rispetto al futuro. Rispetto a questo aspetto, il giocatore penserà a nuovi modi per ottenere del denaro o penserà a su cosa scommettere.